non per Maniscalchi. Centralmente Rasoterra per Pierce, prova il giro palla la squadra di guida. Corrao, ancora la squadra con Pierce che entra in aria e Pierce, grande occasione per il Montelepre, sbaglia, fallo laterale in favore del Montelepre. Corrao di testa, Castiglio, poi Pierce gira il pallone per Rossomando, ancora Rossomando, Rossomando, ancora Misseri, ennesimo miracolo del portiere alcanese che evita il gol del vantaggio di Maniscalchi, non fa respirare Lentini, lo tiene a bada, poi va giù, si scontra con Maniscalchi, attenzione, e arriva il giallo per rosso diretto, no. Intanto c'è un rosso, sembrava un giallo, ma da qui contatto Maniscalchi piuttosto equilibrata, con due grandissime occasioni per la formazione di guida, prima Pierce per Rossomando, poi l'espulsione di Maniscalchi, ma malgrado l'uomo in meno il Montelepre non disdegna di attaccare. Rossomando la mette giù, ancora Rossomando la mette al centro, occhio Pierce, ancora Pierce, prova una rovesciata, non potrebbe essere il sinistro di Rossomando o il destro di Ciacio, due le opzioni, Seri chiede alla barriera di non muoversi. Vediamo gli sviluppi di questo calcio di punizione al 27esimo, parte il Rossomando, Benjamin Rossomando, Montelepre 2-0 con una respinta, la palla scavalca il 19. Ricordo a memoria che erano 19 convocati da parte dell'Alto, sì, ora sì, però risulta, la numerazione di maglia poi è stata cambiata magari in corso d'opera. Esattamente. Riparte il Montelepre, lo fa con Rossomando, ancora Rossomando, entra in aria, la conclusione di Rossomando che va vicinissimo al Montelepre quando abbiamo superato il 35esimo della ripresa. Sempre 2-0 per la squadra di guida, parte Rossomando, palla in aria, salta Pierce, la traversa, poi ancora lo piccolo, va giù Pierce, attenzione, non c'è fallo per il direttore di gara, incredibile quello che avviene, e poi ancora la squadra di